Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo come di consueto dai titoli. Il racconto della mamma del bimbo di 3 anni colpito con un calcio da un uomo nel centro di Cosenza. Ho avuto paura per mio figlio. Un articolo del Sole 24 Ore traccia la roadmap della sanità calabrese per il nuovo ministro della salute, un percorso ad ostacoli legato anche alle incongruenze create dal decreto Calabria. L'assessore Rizzo incontra i sindaci e spiega le strategie per venire fuori dal caos rifiuti. Ogni territorio dovrà fare la propria parte, bene la differenziata, ma si devono premiare i virtuosi. Il commissario del PD, intervenuto alla festa democratica a Paola, boccia l'idea delle primarie per la scelta del candidato alla presidenza della regione, definendole laceranti per il partito. La regina vuole conquistare la seconda vittoria consecutiva al Granillo contro il Bisceglie. Il Catanzaro in trasferta a Monopoli rende Vibonese per staccarsi dallo zero. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque apriamo questa edizione del nostro TG con questa vicenda davvero agghiacciante che arriva da Cosenza. Un bambino di 3 anni che è stato aggredito, colpito violentemente con un calcio da un uomo, una vicenda che ha suscitato indignazione davvero a livello nazionale. Noi abbiamo ascoltato il racconto della mamma di questo bambino di 3 anni di origine marocchina. Ha detto la donna: ho avuto paura per mio figlio. È ancora scossa la mamma del bimbo di appena 3 anni di origini marocchine colpito con un calcio da un uomo a Cosenza, nella centralissima via Macallè. La donna era dal medico e aveva mandato i 3 figli di 14, 10 e 3 anni giù ad aspettarla. Poi le urla del bimbo più piccolo. La giovane mamma ripercorre ai nostri microfoni quei terribili momenti. Il bambino, mio figlio, ha detto che è toccato la figlia di loro, no? La faccia, sta facendo una carezza, toccata la faccia. Subito questo padre mi sta a gridare proprio forte e tirato un calcio subito, ha tirato un calcio allo stomaco mio figlio. Ma quella scena è stata vista da alcuni passanti che sono intervenuti per aiutare il bambino. Quando sono scesa lui è già scappato, è già stato picchiato di 2 persone. Hanno tirato schiaffi quando hanno visto che lui è picchiato. Quindi qualcuno ha difeso il bambino? Sì, hanno picchiato 2 persone, hanno tirato schiaffi a lui. E lui con la paura è scappato, ha lasciato pure sul passeggino con la borsa. Poi subito venuto, pigliata, mi hanno contato, io non ho visto. È preso il passeggino e è scappato con la moglie. La coppia poco dopo è stata identificata e denunciata dalla polizia. La donna, che in Italia dal 2003, ringrazia chi ha soccorso il bambino e chi ha fermato quell'uomo. Io sempre qua a Corso Mazzino faccio passeggiare i miei figli, però mai mi è capitata una cosa del genere prima volta. È capitata quando io ero proprio di medico nato. Sono stati i fratellini di 14 e 10 anni a riconoscere l'uomo che ha aggredito con un calcio il bimbo di 3 anni a Cosenza. Davanti alla questura i ragazzini hanno richiamato l'attenzione della mamma, che è corsa dentro a raccontare tutto agli agenti. L'aggressore è stato riconosciuto anche da alcuni passanti e grazie alla ricostruzione fatta dai poliziotti che hanno visionato le telecamere di videosorveglianza poste lungo il corso principale della città dei Bruzzi è stato denunciato. L'ulteriore conferma poi è arrivata dai fratellini del bimbo, che hanno riconosciuto il 24enne, che secondo quanto si apprende è il fratello di un pentito di camorra e si trovava insieme alla sua famiglia in un luogo protetto nel Cosentino. Marito e moglie, dopo le testimonianze di coloro che hanno assistito increduli alla scena, sono stati denunciati e immediatamente allontanati dalla Calabria per motivi di sicurezza in un'altra località protetta. I 2 hanno aggredito pochi giorni fa il bimbo extracomunitario di 3 anni, reo di essersi avvicinato troppo alla carrozzina della figlia neonata. Il piccolo è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti e trasportato all'Annunziata di Cosenza, dove è stato dichiarato guaribile in un paio di giorni. È rimasto turbato dall'aggressione subita, così come i suoi familiari. Un gesto inspiegabile. Il bimbo e la sua famiglia hanno ricevuto la solidarietà e il sostegno di autorità e istituzioni, fra cui anche il garante per l'infanzia della Regione Calabria, che ha definito questo episodio raccapricciante. Davanti ad un gesto tanto violento, ha detto Antonio Marziale, bisogna domandarsi se gente così sia in grado di adempiere ai propri doveri di responsabilità genitoriale.
La sanità adesso ci sarà da lavorare per il nuovo ministro Speranza. La sanità calabrese infatti vive una situazione drammatica e il decreto Calabria sembra aver ingarbugliato le cose. Oggi un articolo del Sole 24 Ore stila la roadmap che il neo ministro dovrà seguire per affrontare tutte le problematiche di un comparto malato. Chissà cosa penserà il neo ministro della Salute Speranza leggendo il pezzo del Sole 24 Ore a firma di Donata Marrazzo sulla drammatica situazione della sanità in Calabria. La cronista si chiede se il decreto Calabria rappresenti per il ministro un'eredità pesante, una grande responsabilità o una patata bollente. Certo, la risposta potrebbe essere ovvia, considerata la situazione che ha ingenerato in una regione già massacrata da 10 anni di commissariamento e sottoposta a un impossibile piano di rientro. In che modo, si chiede la Marrazzo, metterà mano a un comparto dove è tutto da rifare, fatte salve le professionalità di molti medici e operatori. L'articolo prosegue stilando una roadmap per districarsi tra le macerie della sanità calabrese. Il neo ministro dovrà, come detto, occuparsi del decreto Calabria, che secondo molti ha dato il colpo di grazia alla sanità regionale, che già era al tracollo, con 168 milioni di euro di disavanzo, i livelli essenziali di assistenza fermi a 136, una mobilità sanitaria che grava sulle casse della regione per 300 milioni di euro e costringe 70.000 calabresi ogni anno a emigrare per curarsi nelle strutture del centro e nord Italia. Il Sole 24 Ore evidenzia anche le incongruenze sui numeri, quelli rivelati dall'ex commissario Scura a fine mandato e quelli ufficiali elencati da MEF e Sanità. E che fine hanno fatto i supercommissari previsti dal decreto per rimettere in piedi la sanità calabrese? Dovevano essere 7, tra aziende ospedaliere e ASP, invece ne sono stati nominati 3, ma l'iter è stato perfezionato soltanto per 2, Giuseppina Panizzoli per l'azienda ospedaliera di Cosenza, Isabella Mastrobuono per quella di Catanzaro, che però ha appena rinunciato, ha annunciato il delegato regionale della sanità Franco Pacenza. E a Cosenza ancora nessuno ha preso servizio. Dunque, chi governa la sanità in Calabria? Il fallimento dell'ASP di Reggio Calabria, l'emergenza dal Pollino allo Stretto, le criticità nei punti nascita delle quali parliamo quotidianamente sono gli altri nodi da sciogliere. Insomma, un panorama tutt'altro che semplice di una serie di problematiche che il ministro Speranza si troverà a dover affrontare e risolvere nel più breve tempo possibile per il bene dei calabresi e del governo. E Giuseppe Belcastro, sindaco di San Giovanni in Fiore, critico del suo partito, il PD, al quale imputa senza mezzi termini la responsabilità della situazione disastrosa della sanità calabrese. Se in Calabria non sono garantiti i livelli essenziali di assistenza, la responsabilità, sottolinea, è dei governi Renzi e Gentiloni. Basta scuse, aggiunge, bisogna assumersi le proprie responsabilità. Belcastro sottolinea poi che il decreto Calabria e il ministro Grillo hanno dato il colpo di grazia. Una sanità sempre, secondo Belcastro, distrutta dal centrodestra, ma il PD non è riuscito a cambiare le cose. Perché, chiede il sindaco di San Giovanni in Fiore, i governatori del Lazio e della Campania, Zingaretti e De Luca, sono stati nominati commissari delle loro regioni e Oliverio no? Belcastro si scaglia dunque contro i vertici nazionali del suo partito perché, scrive ancora, non hanno voluto Oliverio commissario, e aggiunge perché oggi non vogliono le primarie. E a proposito, possiamo rientrare in studio, contro proprio all'interno del Partito Democratico, i vertici del partito non le vogliono, mentre i circoli hanno avviato una raccolta firme nel pomeriggio, il banchetto allestito a Cosenza. Via Macallè a Cosenza per la raccolta delle firme per la petizione Decidano i calabresi. Il circolo del PD Centro Storico Frazioni di Cosenza aderisce alla mobilitazione a sostegno della petizione per la indizione delle elezioni primarie regionali. Ai calabresi, sottolineano, va data la possibilità di scegliere il proprio candidato al pari di altre regioni. Il candidato, aggiungono, non deve essere deciso a Roma. Alle regole dello statuto del PD non si può derogare. Non c'è pace dunque all'interno del Partito Democratico, e così se i vertici nazionali bocciano l'idea di un voto interno per indicare il prossimo candidato alla presidenza della Regione Calabria, 60 segretari di circolo hanno sottoscritto un appello proponendo una mobilitazione degli iscritti per la sottoscrizione di una petizione volta a chiedere la convocazione immediata delle primarie, e numerose le firme raccolte oggi pomeriggio al banchetto allestito sotto la Federazione Provinciale del PD di Cosenza. Intanto il commissario del PD intervenuto alla Festa Democratica a Paola boccia appunto l'idea delle primarie per la scelta del candidato alla presidenza della Regione.
Beh, non c'è pace per il PD calabrese, nemmeno adesso che il partito ha conquistato la guida del governo. Evidentemente in periferia ci sono ancora molte cose da chiarire. Basta seguire il dibattito interno al partito che ogni giorno si arricchisce di nuove occasioni di discussione. L'argomento da un po' di tempo a questa parte, come del resto è giusto che sia, è rappresentato dalle regionali, ormai vicine. All'interno di questo obiettivo la scelta del candidato alla presidenza. Ebbene, non è un mistero per nessuno che Oliverio ci punti e come. Così come non è un mistero che il partito abbia un'idea diversa, ribadita per giunta in ogni occasione utile. L'ultima in ordine di tempo, la festa democratica di Paola. A parlare è stato il commissario Graziano, il quale non ha fatto altro che ribadire ciò che va ripetendo da tempo, e cioè che serve coraggio e rinnovamento, che tradotto significa il partito intenzionato ad andare oltre la proposta in campo. Ha annunciato infatti a breve una riunione del centro-sinistra ed ha escluso le primarie, rispondendo direttamente alle note dei circoli che ne suggerivano la celebrazione. Il motivo del no di Graziano? È semplice. Il percorso è lacerante e non conviene restituire all'esterno l'immagine di un partito confuso e litigioso. Il commissario ha chiuso la parentesi paolana auspicando che il partito calabrese mostri coraggio, lo stesso che a livello nazionale lo ha portato al governo con il Movimento 5 Stelle. Ora, che significa quest'ultimo passaggio? Può essere interpretato come il segnale di una possibile alleanza anche in Calabria? Al momento, a dire il vero, questo matrimonio non è in agenda. E non sono pochi gli esponenti grillini che si oppongono, criticando aspramente il PD calabrese e la sua classe dirigente. Da oggi è online il sito web di Carlo Tanzi, candidato alla presidenza della Regione, uno spazio digitale, sottolinea, che si rivolge a tutti i cittadini calabresi. Parliamo adesso dell'emergenza rifiuti. L'assessore Rizzo ha incontrato i sindaci e ha spiegato le strategie per venire fuori dal caos. È stata l'estate più calda degli ultimi anni per la gestione dei rifiuti sul territorio calabrese. L'equilibrio instabile del sistema in vigore nella nostra regione è andato in tilt per una serie di concause. L'assessore Rizzo ha incontrato una delegazione di sindaci calabresi per spiegare le strategie per venire fuori dalla crisi. Noi non abbiamo fatto oggi una proposta ai sindaci, abbiamo detto ai sindaci come stanno le cose, cioè che la Calabria sta vivendo un'ultima settimana difficile dovuta dalla contingenza della discarica di Lamezia, che è stata in parte sequestrata, e della diminuzione dei conferimenti nella discarica di Sovreco, per cui le altre discariche non sono in grado di accettare tutti i comuni della Regione Calabria. L'ordinanza emanata dalla Regione mira a redistribuire il peso dell'immondizia in eccesso sui vari siti, senza sproporzioni che penalizzino un'area piuttosto che un'altra. L'obiettivo è l'autosufficienza. Abbiamo fatto la ricognizione di tutte le cubature presenti in Calabria. Per queste cubature abbiamo stabilito che si possa conferire in continuità, che lo si possa fare in maniera da dare tempo ai territori di portare avanti le discariche che sono state programmate nelle varie ATO, per cui diamo tempo ai sindaci responsabili e naturalmente anche ai presidenti delle ATO di andare avanti con i lavori in maniera da avere un anno di tempo davanti per poter poi finalmente conferire ogni territorio, ogni ATO nelle proprie discariche di servizio. I dati sulla raccolta differenziata sono positivi, ma soprattutto in alcune zone si può fare di meglio, magari incentivando i cittadini con vantaggi economici. La Regione Calabria ha fatto un salto di qualità enorme, passando dal 12-13% di raccolta differenziata all'oltre 50% del 2018. Questo trend è in crescita. Noi dobbiamo avere discariche pubbliche gestite dai privati se il pubblico non dovesse essere in grado di gestirle. I cittadini potranno avere sia il merito di avere fatto la raccolta differenziata, ma oltre a questo merito avranno anche la possibilità di avere una tariffa precisa che magari sia al ribasso rispetto alla tariffa precedente, proprio perché la discarica è pubblica. L'assessore Rizzo ha fatto riferimento anche alla questione Crotone. Nessuna resistenza, ha detto, ma solo la necessità che ognuno faccia la propria parte e che i sacrifici vengano ripagati. E a proposito di rifiuti, a Vibo la situazione è stata particolarmente difficile, ma si va verso il superamento della crisi, così assicura ai nostri microfoni il sindaco Limardo.
L'emergenza rifiuti che ha colpito tutta la Calabria e non solo Vibo Valentia, qui è stata affrontata e risolta in breve tempo, riportando la città quasi subito sulla via della normalizzazione. Il sindaco Maria Limer ha voluto spiegare quanto è stato fatto e come è stato scongiurato il rischio di una emergenza sanitaria, riferendo che la raccolta è andata in tilt solo per la plastica, l'indifferenziata e i cartoni, garantendo sempre e comunque il ritiro dell'umido. A questo punto, quasi a dispetto dei disfattisti e dei soliti pronti alle classiche lamentele, il peggio sembra essere già alle spalle, essendo riusciti ad ottenere le necessarie autorizzazioni per il conferimento dei rifiuti presso altri siti. C'è stata questa emergenza regionale che ha visto la città in sofferenza per numerosi giorni purtroppo e noi abbiamo garantito durante questi giorni di emergenza il ritiro dell'umido perché era quello che esponeva a maggiore rischio igienico-sanitario la città. Ciò non di meno ci siamo resi conto dei gravissimi disagi che sono stati creati alla popolazione. Ad oggi possiamo dire che questa situazione emergenziale oggi è rientrata perché ad oggi noi abbiamo avuto la possibilità di conferimento di una quantità di tonnellate che è in condizioni di azzerare tutti i rifiuti sulla città. E confidiamo che la Dasti, che provvede al servizio sul territorio, voglia realmente procedere a pulire tutta la città perché non è più un problema di discarica regionale, da oggi non c'è un problema di discarica regionale e chiediamo alla Dasti maggiore impegno, maggiore puntualità, maggiore precisione nell'erogazione del servizio. Per risolvere il problema importante è stata anche l'interlocuzione con la prefettura. Esatto, abbiamo avuto un'interlocuzione strettissima con il signor prefetto e colgo l'occasione ancora una volta per ringraziarlo qui pubblicamente perché specialmente nei giorni e nelle ore quando l'emergenza era maggiormente pungente siamo riusciti grazie al suo intervento ad ottenere accoglimento di qualche tonnellata su un impianto su Gioia Tauro e quindi veramente lo dobbiamo ringraziare. Torniamo alla cronaca, sparatoria nel centro storico di Crotone, è accaduto questa sera intorno alle 19, è stato ferito un 36enne, l'uomo è stato colpito alle gambe in un agguato nel quartiere Ferriata, non sarebbe in pericolo di vita, sull'episodio sono in corso indagini da parte degli agenti della squadra volante. Un ventenne di origini iraniane è stato travolto e ucciso da un treno la notte scorsa a Belmonte Calabro, il giovane insieme a 3 connazionali stava camminando lungo i binari della linea tirrenica quando è stato investito da un Intercity in un tratto in cui per lavori programmati i convogli viaggiavano su un solo binario. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. Oltre 28 kg di marijuana sono stati sequestrati nel Cosentino dalla polizia che nel corso di 2 distinte operazioni ha arrestato 2 persone. Nel primo caso gli agenti della stradale hanno fermato per un controllo sull'autostrada 2 il conducente di un tir. Perquisito il mezzo hanno trovato in un cassone del semirimorchio 28 kg di marijuana. L'uomo di 31 anni residente nella provincia di Lecce è stato arrestato. Nel secondo caso personale della polizia ferroviaria di Paola ha arrestato un cittadino extracomunitario appena sceso dal treno, trovato con 200 grammi di marijuana. Si era dimesso alla fine di agosto da consigliere comunale di Riace adducendo meglio precisati motivi familiari. In realtà si è scoperto adesso che era incandidabile perché condannato in via definitiva a 2 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. La vicenda vede protagonista il segretario della Lega a Riace eletto in consiglio comunale con la lista Riace Rinasce Trasparenza e Legalità. La condanna era diventata definitiva nel dicembre 2003 ed era stata comunicata al presidente del consiglio comunale di Riace lo scorso 28 agosto. Un 43enne di Isola Caporizzuto è stato arrestato per evasione dai domiciliari ai quali era sottoposto. I carabinieri lo hanno sorpreso fuori dalla propria abitazione in orario diverso da quello in cui lo stesso era autorizzato ad uscire. Terminate le formalità di rito, è stato risottoposto alla stessa misura in attesa dell'udienza di convalida.
È stato arrestato in Svizzera Pasquale Buonvicino, ritenuto responsabile del duplice omicidio di Rosario e Salvatore Manfreda, 68 e 35 anni, padre e figlio di Petilia Policaso. Si tratta dei due allevatori scomparsi il giorno di Pasqua. Il 30 giugno scorso la Procura di Crotone, sulla base delle indagini dei Carabinieri, ha emesso un decreto di fermo a carica di Buonvicino, del figlio Salvatore e di Pietro Lavigna. Questi ultimi due erano stati fermati e sono tuttora detenuti, mentre il primo si era reso irreperibile. Il duplice omicidio sarebbe maturato per motivi riconducibili a difficili rapporti di vicinato. Nei giorni scorsi in località Vardaro di Mesoraca sono stati trovati due cadaveri in avanzato stato di decomposizione. Per gli investigatori potrebbero essere quelli delle due vittime. Ovviamente la risposta verrà dagli esami che sono in corso. Ancora una notizia di cronaca: due uomini di nazionalità ucraina di 45 e 48 anni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Cirò per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, perché accusati di aver condotto fino alla spiaggia di Contrada Marinella l'imbarcazione a vela dalla quale ieri sono sbarcati 57 migranti pakistani. Cambiamo adesso decisamente argomento, ci spostiamo ad Altomonte per parlare del Divino Jazz. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori i denti. I Coram Populo hanno allietato un'altra bella serata del Divino Jazz di Altomonte, che coniuga musica e cultura proponendo piacevoli contaminazioni e facendo da apprezzata appendice al noto Festival Euromediterraneo. La contaminazione è soprattutto la capacità di incontrare tante persone con gusti diversi. E il Divino Jazz è proprio questo, diciamo, un momento particolare, perché poi il jazz non è nient'altro che improvvisazione, è la capacità di poter, come dire, suonare dei pezzi e raccontare delle emozioni cercando di non avere limiti, non avere confini. Il Divino Jazz l'abbiamo pensato in questo modo, col fatto di poter incontrare diversi generi artistici, musicali e soprattutto provare in qualche modo ad ascoltare le voci, tutte le voci possibili. Questa manifestazione davvero è divina perché si compone di arte, si compone di vino, si compone di emozioni, di cultura. Già ieri sera abbiamo aperto con dei laboratori, come a chiusura di tutte le mostre che ci sono state. E stasera invece abbiamo questo gruppo splendido, ma c'è stata anche la presentazione di un libro, domani sera ci saranno altre presentazioni di libro, ma anche delle mostre figurative importanti, belle, colorate, ricche di emozioni. Il Divino Jazz ha nella gastronomia uno dei suoi punti forti, gastronomia curata da Enzo Barbieri, che, è giusto ricordarlo, è stato anche l'inventore della manifestazione. Stasera, parlando con alcuni amici che hanno vissuto con me gli anni iniziali di Divino Jazz, mi veniva un po' la pelle d'oca, perché sono stati anni di passione, di voglia di fare, di voler cambiare le sorti di questo borgo, e ci siamo riusciti. Abbiamo dato veramente un bel impulso al cambiamento in positivo di questo. Stiamo riprendendo adesso le vecchie belle abitudini, ma voglio che l'anno prossimo il Divino Jazz non duri 3 giorni, 4 giorni, ma duri 5 giorni con una sua indipendenza da tutto, da festival, da cose, e soprattutto che ritorni ad essere il Divino Jazz di 15 anni fa. Il Divino Jazz di Altomonte si concluderà domenica sera. Siamo allo sport, parliamo di calcio, intanto frizzante amichevole al Via del Mare tra Lecce e Cosenza, una gara che è terminata con il risultato di 2-1 per i giallorossi, con una girandola di sostituzioni che hanno comunque contribuito a mantenere alto il ritmo della gara. Adesso vediamo le squadre di Serie C. Con la massima serie il campionato cadetto fermi per gli impegni della nazionale, l'attenzione è puntata sul campionato di calcio di Serie C. Seconda gara al granillo consecutiva per la Regina, che dopo la cinquina rifilata nello scorso turno alla Cavese punta il Bisceglie, appaiato in classifica con l'11 di Toscano, che potrebbe puntare alla coppia di attaccanti Reginaldo-Denis. Si è allenata bene la squadra, una squadra concentrata, una squadra che sa che abbiamo un'altra opportunità domani di sfruttare questo fattore. Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, quindi è stata una settimana fatta bene.
Quanto riguarda tennis, ancora bisogna vedere. Domani scioglierò gli ultimi dubbi che ho. Il Catanzaro, dopo il pareggio in esterna, dovrà giocare ancora lontano dal Ceravolo per affrontare il Monopoli. L'obiettivo è riprendere la corsa verso la vetta della classifica e mister Auteri, per la gara contro i pugliesi, potrebbe modificare poco o nulla rispetto all'11 sceso in campo a Bisceglie. Una gara importante, dove avremo bisogno di fare una prestazione importante, dove dovremo avere voglia di andarci a confrontare sul loro campo con una squadra di spessore, di qualità, per me fra le migliori di questo campionato, e quindi è subito un ulteriore test impegnativo. Da parte nostra noi dobbiamo basarci come sempre sulla prestazione. Dobbiamo fare una partita giusta, una partita autorevole, una partita equilibrata e dobbiamo in qualche modo accettare il confronto. Cerca di punti rende Vibonese ancora all'asciutto. I biancorossi ospiteranno a Razza di Vibo la temibile Ternana, mentre i rossoblù viaggeranno alla volta della Campania per affrontare la Cavese. Le sfide delicate prima del derby di domenica 15 settembre proprio fra Vibonese e Rende. Il mio pensiero è preparare questa partita nel miglior modo possibile, come abbiamo tentato di fare altre volte. Partita importante, loro sono in crisi di risultato come noi, siamo appena però alla seconda, quindi diciamo che stiamo combattendo secondo me le stesse problematiche, trovare una quadratura che possa fare al caso nostro, quindi io guardo a casa mia ed è chiaro che in questo momento andiamo a giocare contro una squadra che ha un organico di primissimo livello, solo che è alla ricerca di una loro identità, quindi noi dobbiamo essere bravi invece a cercare di fare almeno in buona parte il contrario di quello che abbiamo fatto fino adesso. Adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Una perturbazione atlantica interessa il nord, ma i suoi effetti saranno quasi nulli al sud e limitati a una lieve e localizzata instabilità. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Oggi nubi sparse sui versanti tirrenici con possibili deboli fenomeni, altrove cielo generalmente poco nuvoloso. Temperature stazionarie. Domani piogge sparse sui versanti tirrenico con temperatura senza grandi variazioni di rilievo. Passiamo ora ai mari e ai venti. Oggi mosso il Mar Tirreno con venti moderati dai quadranti occidentali, poco mosso il Mar Ionio con venti che inizialmente spireranno di direzione variabile per poi disporsi dai quadranti meridionali nel corso della giornata. Domani mosso il Tirreno, poco mosso lo Ionio, venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata, arrivederci.